Eccoci qua mister, 2-0 primo tempo, 2-2 alla fine. Come vogliamo commentarla? Non eravamo partiti male, anzi, finalmente avevamo cominciato a fare qualcosa di buono anche nel primo tempo, solo che insomma, per due infortuni nostri sono riusciti a passare in vantaggio e lì si è fatta dura. La squadra è stata molto brava a reagire sicuramente, perché insomma dal 2-0 non è facile rimontare. Dal 2-2 in poi poca lucidità, abbiamo iniziato a sparacchiare la palla in avanti, non siamo stati molto lucidi nel fraseggio. È chiaro che insomma indubbiamente abbiamo fatto meglio di domenica scorsa, ma è chiaro che non ci possiamo accontentare insomma, di quello che stiamo facendo. Sì, la squadra avversaria aveva perso domenica 4-0, si aspettava una reazione così, la partita presa sotto gamba, siete riusciti a fare quello che avevate preparato? No, insomma, allora hanno perso 4-0 anche perché insomma, hanno giocato 80 minuti in 10 loro domenica, quindi è chiaro che le cose sono andate un po' in maniera diversa. La partita poi si è messa come volevano loro, sono venuti qua per difendersi, hanno trovato i 2 gol ed era la partita che volevano loro. Siamo stati bravi a non innervosirci perché loro insomma sono bravi insomma, in queste situazioni, a non perdere tempo, come è giusto che sia, avrei fatto la stessa cosa anch'io, e siamo stati, ripeto, bravi ad andare sul 2-2. Avevamo un quarto d'ora di tempo in più per gestire secondo me meglio certe situazioni che non abbiamo gestito. Abbiamo continuato a calciare la palla in avanti sperando che succedesse qualcosa, invece avevamo messo un po' più lucidi. È parso un Portogallo come domenica scorsa che fatica a creare gioco, ma c'era gioco, pochi tiri in porta, ma non servito spesso come si vorrebbe. Manca qualcosa nella costruzione del gioco? Sì, è chiaro che insomma, con le premesse che avevamo in precampionato in Coppa Italia sembrava tutta un'altra storia, invece facciamo fatica a spiegarci anche perché insomma, gli allenamenti vengono fatti bene e tutto, quando arriviamo alla domenica qualcosa manca. È chiaro che dobbiamo rivedere qualcosa perché, ripeto, sì, manca qualcosina, abbiamo qualche giocatore secondo me in questo momento sottotono e questo ci crea qualche problema. Andiamo un lampo, un flash a mercoledì, partita di Coppa, servirà a cosa? Ma innanzitutto giocheranno quelli che non hanno giocato, perché noi il turno l'abbiamo passato, domenica, quindi giocheranno questi ragazzi cercando di dare il massimo e ottenere il massimo con quelli che hanno giocato meno, perché poi insomma ci aspetta domenica una partita fondamentale. Sì, ultima domanda, non è che 2 pareggi abbiano creato un clima un po' di apprensione e spogliatoio sereno? Lo spogliatoio sì, ragazzi è chiaro che sono delusi, come è giusto che sia, insomma noi pensavamo di essere da tutt'altra parte in classifica, è chiaro questo, 2 pareggi non ci possono accontentare come ho detto prima, non è questo che ci aspettiamo, però insomma bisogna essere bravi nelle difficoltà. Bene, grazie mister.